Amici dello Scrigno del Calcio, buongiorno, bentornati all'approfondimento sulla nazionale. L'abbiamo fatto per le partite di settembre, facciamolo anche per queste di ottobre. Certo, l'Italia è condannata, tra virgolette, a disputare gli spareggi un'altra volta per arrivare ai mondiali e facevo una riflessione che in fondo la colpa di questo è un po' come accadde quando l'Italia fece gli spareggi per arrivare a Francia 98, che la colpa in pratica fu un po' dello scontro diretto di Roma pareggiato 0-0 con l'Inghilterra, mi ricordo una città blindata per l'arrivo dei tifosi inglesi, e qui è ancora peggio perché qui passeremo per la solita nazionale che non è riuscita a qualificarsi direttamente per i mondiali. Speriamo che ce la faccia dopo gli spareggi. Però l'Italia fondamentalmente in questo girone ha sbagliato una partita sola, sconfitta brutta, sconfitta grave, una partita in cui gli azzurri non sono praticamente scesi in campo a Oslo, però è una partita contro peraltro la miglior Norvegia proprio nella storia della nazionale nordica. No, per carità, probabilmente l'Italia degli anni 90 se la sarebbe giocata meglio contro questa Norvegia, però questo è il momento del calcio italiano, questo è il momento della nazionale italiana e questo ci teniamo. Dispiace che questo secondo posto arrivi dopo un cammino comunque che parla di 5 vittorie e una sconfitta su 6. La Norvegia ha fatto meglio, sì, però non possiamo parlare di uno spareggio, un secondo posto arrivato per il rotto della cuffia, arrivato per caso, arrivato in maniera striminzita. L'Italia ha anche vinto delle buone partite. Pesa, credo, anche il 5-4 clamoroso contro Israele nella partita d'andata, che ha tra l'altro anche peggiorato un po' la differenza reti e il concetto che possiamo avere della nazionale, che ha subito tanti gol, 3 in Norvegia, 4 con Israele. Però ad esempio da quando è arrivato Gattuso l'Italia ha solo vinto, e secondo me ha anche convinto, perché alcune partite sono state anche buone della nazionale. C'è un attacco che in questo momento convince. Io non credo che presentarsi agli spareggi o anche presentarsi ai mondiali con un duo d'attacco come Retegui e Ken sia proprio da buttare via per il livello del calcio italiano attuale. Ovviamente, chiaramente, se paragoniamo Retegui e Ken a Paolo Rossi, a Vialli e Roberto Baggio, ai giocatori di Francia 98 di cui vi ho parlato in un video di qualche settimana fa, e in cui credo fosse una delle nazionali, credo sia stata una delle nazionali più forti viste ai mondiali, l'attacco del 2002, Vieri, Del Piero, Totti, Montella. Quelli non ci stanno più, ma non ci stanno più in generale, non è che non vengono convocati, non ci sono questo tipo di talenti. Io dico che il cammino è buono, poi sarà determinante vincere i 2 spareggi, perché è normale che se l'Italia si fa sbattere fuori un'altra volta ce lo diamo in faccia il buon cammino nel girone. Rimanere fuori per il terzo mondiale di fila sarebbe gravissimo a livello calcistico, a livello economico, a livello proprio di prestigio del paese calcisticamente parlando. L'Italia arriverebbe veramente ad essere considerata come noi consideravamo, non so, l'Ungheria o l'Uruguay degli anni 90, cioè belle storie romantiche, nostalgiche di nazionali che non contano più nulla. E meno male che c'è stata la vittoria degli europei del 2021, che ha riportato un po' il nome dell'Italia, ha ripreso un po' per i capelli in alto. Io dico che l'Italia adesso, ovviamente noi ragioniamo ad ottobre e gli spareggi ci saranno a marzo, quindi è pure diverso il periodo, quindi ci vorrà una nazionale anche in forma dal punto di vista fisico. Mi auguro che Gattuso parli anche con i preparatori atletici delle squadre che già sono
pronti comunque, anche perché a marzo più o meno è il momento decisivo anche per il campionato, per le coppe, quindi sicuramente ci saranno giocatori che tirati a lucido, però è importante che ci si arrivi correndo quantomeno quanto gli avversari, perché se corri meno in una partita secca ne esci male. Io credo che l'approdo dell'Italia, la qualificazione dell'Italia ai mondiali sia altamente raggiungibile. Vediamo quali saranno poi ovviamente le avversarie, però sarà importante, e in questo credo che Gattuso lo sappia fare, ricordare che cosa è successo negli ultimi 2 spareggi, quindi non andarci con la certezza di passare solo perché ti chiami Italia, che è probabilmente quello che è successo nel 2017, però neanche avere lo spauracchio del playoff e quindi mettersi a dire oddio, un'altra volta i playoff, oddio, le ultime 2 volte è andata male, perché così come quegli studenti che hanno il terrore, no, di quegli esami difficilissimi, diritto privato, e non riescono a passarlo, e poi più che a prepararsi per provare a ripassarlo hanno paura delle domande a cui non hanno risposto all'esame in cui sono stati bocciati. È andato male, proviamo a farlo andare bene la prossima volta. Quindi credo che la cosa importante sia per Gattuso preparare da un punto di vista mentale i giocatori e non fargli pesare i 2 fallimenti precedenti. Gattuso sta facendo meglio di Spalletti in nazionale? Sì, probabilmente sì. Se l'Italia va ai mondiali, Gattuso probabilmente avrà fatto meglio di Spalletti. Quando è stato chiamato Gattuso, tutti hanno storto un po' la bocca, però vedete che rispetto ai club allenare la nazionale è diversa. Spalletti è certamente un allenatore più bravo di Gattuso, anche perché ha un'esperienza anche diversa. Guardate quello che è stato fatto a Napoli dai 2. Per allenare la nazionale, una nazionale importante come l'Italia, in un momento storico particolare, probabilmente un Gattuso rende più di uno Spalletti. L'idea è che Spalletti fosse troppo allenatore, passatemi il termine, sembra Ibrahimovic con Guardiola, troppo filosofo. Gattuso è arrivato e ha detto c'è il pane duro col salame vecchio, se non mangiamo questo moriamo di fame, quindi mangiamo il pane duro col salame vecchio e poi magari fra un anno mangeremo qualcosa di più prelibato. Detto questo, le partite di novembre saranno più o meno 2 amichevoli, sia con la Moldavia che con la Norvegia, perché bisognerebbe vincere più o meno 20-0, e non mi sembra che sia il caso. E anche qui Gattuso dovrà essere bravo a capire quali giocatori convocare, su quali continuare a puntare, quali lasciare momentaneamente fuori e su quali poi invece costruire la squadra che giocherà i 2 spareggi, che possibilmente andrà ai mondiali a giugno. Ditemi come l'avete vista. Il mio riassunto, il mio concetto è abbastanza positivo e sono abbastanza ottimista anche per gli spareggi. È presto per parlarne, però credo che ce la possiamo fare. E ditemi magari nei commenti quale squadra vorreste affrontare ai playoff, quantomeno nella semifinale, insomma nella prima partita che l'Italia peraltro giocherà in casa. Spero a Roma o a Milano, non me ne vogliano stadi più piccoli, serve anche uno stadio maestoso, cioè serve anche che la squadra avversaria dica porca miseria, guarda dove siamo arrivati, che si mettano un po' paura anche del contesto. Bisogna attaccarsi veramente a tutto. Iscrivetevi al canale e ditemi che ne pensate. Ciao!